Bene, stamattina c'è uno scatenamento generale sugli SMS, ma è giusto così anche ogni tanto, no? No, divertente Walter che dice: il mio vecchio nonno diceva che gli statali fanno troppo per quello che prendono e prendono troppo per quello che fanno. Insomma, la saggezza degli anziani. I nonni ragazzi dicono delle cose. Allora, vediamo un po', noi lavoriamo anche con la febbre, gli statali appena hanno un sintomo stanno a casa, loro sono pagati, noi invece ci dobbiamo assicurare per tirare qualcosa. Vabbè, ma insomma, ma non è vero. Ci sono anche quelli che vanno al lavoro lo stesso, dai. Poi c'è chi ce l'ha con Brunetta che dice: ma carissimi ragazzi, ma perché il signor Brunetta non va a vedere l'assenteismo dei parlamentari? Perché se loro vanno a lavorare gli danno il gettone di presenza, mentre eccetera eccetera eccetera. E insomma, allora torniamo alle solite, c'è sempre questo scontro, no? Questo muro contro muro tra chi è a favore naturalmente dell'iniziativa privata e chi è a favore a chi invece lavora nell'ambito pubblico, nell'ambito statale. L'unica differenza qual è? Che il fannullone che lavora privatamente, cioè praticamente è artefice del proprio male, quindi causa un danno a se stesso. Pensate solamente alle signore, alle ragazze che magari hanno un piccolo negozio di abbigliamento, una piccola attività, che rimangono incinta e che devono lavorare fino all'ultimo giorno. Ah sì, mia mamma l'ha fatto con me. Ah sì? Sì, nel senso, l'ultimo giorno, io sono andato l'ultimo giorno, era in negozio, perché aveva un negozio, l'ha ancora. Ecco, vedete? Vedete che guasti può causare poi. Hai detto, sono dovuto andare di sopra perché a casa è bottega una volta, certo, altrimenti nascevi per le scale, cioè una cosa allucinante. Quindi, capite? Dopo accadono anche di questi alla fine, fatti molto, io lo sapevo gravi. Comunque che mi davi addosso. No, me lo sapevo. No, salutiamo la mamma. Ecco, salutiamo la mamma. Ciao mamma. Come si chiama la mamma? Elsa. Ciao mamma. Signora Elsa. Ti voglio bene, mamma. Come la capisco. Parliamo tranquillamente di azienda e vediamo anche il rapporto che si ha col capo, no? C'è una bella cosetta che ti voglio leggere, caro socio. Ti ricordi la macchina del capo? Cantavano da piccoli quella cosa lì. Allora, a parte questo. No, a parte questo c'era una Tu che rapporto hai col capo? Ottimo, sì, ottimo, sempre. Bisogna sempre dire così, anche perché il capo ti ascolta, certo. Il capo ti vede, il capo che non fa quello che... Il grande capo, dopo il grande fratello, il grande capo. Il grande capo. Invece c'è qualcuno che il capo non è che l'abbia proprio rispettato. È una sentenza di Cassazione, dice: no, non può essere licenziato il dipendente che, rivolgendosi al capo dopo un rimprovero, gli dice: ma chi cazzo ti credi di essere? Vabbè, partito l'antivirus, sai che parte. E quindi praticamente questo l'hanno assolto. Ecco, sì, l'uomo aveva reagito a un rimprovero davanti ad altri colleghi. Però pensa che la cosa curiosa. Questo ha detto chi. Sì, ha detto chi. Ha detto che parte perché appena sente una. Ecco. E chi gli ha dato ragione? La Cassazione. Ah no, questo non serviva, l'antivirus è partito lo stesso. Cioè quasi no, perché per come dire, una certa affinità fonetica. Sì. Vabbè, comunque a parte questo, insomma, si può dire, adesso si scateneranno tutti, no? Ricordi quelli che sono negli uffici. Scusi dottore, venga un attimo. Ma che cazzo credi di essere? Ecco, no, ce lo volevo, è da tanto che ce lo volevo dire, ma con la Cassazione adesso. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything.